Le disposizioni anti-Covid-19 che hanno imposto la chiusura forzata di tutte le attività che prevedevano assembramenti hanno fatto sì che tutti gli eventi culturali e artistici programmati per il 2020 da giugno in poi venissero annullati o rimandati a data da destinarsi. Grazie alla tecnologia però in tanti hanno optato per concerti, incontri, eventi in streaming, un modo per mantenere i legami e dare un segnale di speranza in un momento pesante per tutti. È quello che ha fatto anche Sassozziu des Ossardos in Catalogna. E Lucia Compostu, che è la vicepresidente dell'associazione, ci ha raccontato di cosa si tratta. Il nostro direttivo non si è perso d'animo perché, fra l'altro, abbiamo un direttivo di persone giovani, piene di buona volontà e di grandi iniziative, e quindi dalla mente di uno dei musicisti, di un grande musicista che è Carlo Doneddu, è nata l'idea di questi 3 concerti in streaming. E il primo sarà stasera, del grande Paolo Angeli, che con la sua chitarra modificata noi sappiamo è un artista a livello mondiale, e domani ci saranno appunto Carlo Doneddu e Vanessa Bissiri, e dopodomani avremo la possibilità di ascoltare un grande contrabbassista che è Marco Boi e che appunto terrà il suo concerto. I concerti sono nati dalla necessità di da una parte supportare il mondo artistico, che è uno di quelli che più insomma ha sofferto in questo periodo. Ovviamente c'è un indotto grandissimo da tecnici, luci, cameraman, oltre che gli artisti stessi, che ovviamente sono rimasti forzatamente a casa. Molti di loro sappiamo che appunto hanno fatto concerti in streaming, e così è nata l'idea di offrire a tutto il mondo, non soltanto ai circoli sardi nel mondo, non soltanto ai barcellonesi che avranno la possibilità di vederlo in diretta, c'è la possibilità di fare una donazione. L'intervista integrale la potrete vedere durante il telegiornale della sera.